Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Sono tornato, sì, finalmente sono qua. Come siete, amici di vini friulani? Sono Wayne Young. Tutto a posto? Avete piaciuto dalla vigna al vino? State ascoltando? Cosa pensate? Io non ho sentito niente sui social, su niente. Lasciami un commento, sai dove trovarmi? Su Instagram, su Facebook, sai dove sono. Però io sono molto contento con la serie di podcast con il Consorzio di Colli Orientali. Se non avete già sentito queste puntate, abbiamo finito 8 puntate fino adesso. Andate, tornate indietro, ascoltate, perché sono veramente belli e educativi. Praticamente tu lo senti, tutte queste cose, non solo tecnico, ma anche una sensazione di emozioni quando si parla con i produttori. Comunque abbiamo ancora 4 puntate in arrivo su questa serie di Dalla vigna al vino con il Consorzio, però oggi parliamo con Giovanni Pugliati di Villa Parens. Io devo dire che l'ultima volta che ho conosciuto Giovanni, 2 anni fa, e anche prima, devo ammettere, sono stato abbastanza intimidito di questo uomo. È un uomo di 1,95 m e a quella volta aveva, mi sembra, 150 kg, 145 kg. Allora, un uomo grande e un uomo che aveva un certo, non lo so, presenza importante. E ho visto Gianni un paio di settimane fa ad una degustazione, un uomo completamente trasformato. Una trasformazione importante che è il risultato di un momento di crisi nella sua vita, un momento di crisi di salute. Ho fatto un piccolo gaffe anche pensando che forse lui ha fatto un tipo di dieta, è stato molto più magro, allora ho chiesto, perché anch'io sono un po', diciamo, corpulente, e ho chiesto a Gianni che cos'è il tuo segreto per dimagrire così tanto, e lui mi ha detto, sono quasi morto. Allora questo per me era un po' un momento di riflessione anche per me stesso. Però sì, lui ha veramente fatto una trasformazione e anche la sua storia è una storia di cambiamenti e trasformazioni. Stiamo parlando di azienda Pugliati, un'azienda storica in Friuli, però adesso ha un'azienda molto più piccola che si chiama Villa Parens. Però comunque ho imparato tanto con Giovanni, sono molto contento di presentare questa puntata di sabato. Buona festa della Repubblica, che è stato ieri, e spero che anche tu impari qualcosa con questa bellissima conversazione con Giovanni Pugliati di Villa Parens. Ok, ci siamo qui con Giovanni Pugliati, Villa Parens. Grazie tantissimo Giovanni per passare un po' di tempo con noi. Grazie dell'invito. Allora parliamo un po' dell'azienda Villa Parens, parliamo un po' di cosa fate. Allora, se posso anticipare, Certo. Villa Parens rappresenta, io ovviamente vengo da una storia un po' più ampia, un po' più grande. Parliamone. E vengo da un'azienda Pugliati dove si facevano le 800-900 mila bottiglie. A un certo punto poi sai, la vita ti porta a riconoscere anche i tuoi limiti, no? Ok. E nel 2010 c'è stata una possibilità per cui nel 2014 apro Villa Parens in una cantina dove già facevamo i metodi classici con la Pugliati. Ok. E quindi Villa Parens di fondo rappresenta la sintesi della mia esperienza. Ok. E come mi è sempre piaciuto dire,
la dichiarazione di un amore, la passione per questo mondo, insomma, per questa cosa qua. Per cui passo dalle 800.000 bottiglie a una produzione prevista di 30-35.000, insomma, perché io ho questa proprietà a Routars, uno dei 5 per me bei cru di quella che è questa zona bellissima. Routars è abbastanza conosciuto come e quindi posto lì ci sono bellissimo. questi 4-5 ettari che permettono e che ho mantenuto di proprietà, e così abito lì, mentre la cantina invece rientra in una vecchia villa storica del 1830 di famiglia da molti anni, e lì facciamo tutto, dalla vinificazione alla sfumatizzazione, alla spedizione e tutto, insomma. Quindi, Tu sì, vivi a Routars? Io vivo a Routars. Ok, perché io ho visitato la villa Sì. dove fai la trasformazione, dove fai la vinificazione. L'azienda è tutto uno, però sì. La produzione e i vigneti sono in collina a Routars. Ok. E nella villa invece c'è dalla vinificazione all'ospitalità, a quello che è la sala. Sì, io ricordo che quella villa aveva una storia abbastanza importante anche quando si parla della guerra. Durante la seconda guerra mondiale è stata come posso dire, prelevata, è stata usata. Sì, no, c'è un termine preciso, vabbè, comunque mi verrà in mente. Prima dai ufficiali tedeschi, e quindi è stato un comando, e poi quando sono andati via gli inglesi, poi gli americani, e quindi per un po' di anni mio nonno e mia nonna, mia mamma, hanno dovuto insomma vivere di fronte in una cosa, e però questo qui è stato un quartier generale, perché a Farra c'è stato all'inizio del paese un piccolo campo di atterraggio degli Spitfire quando gli inglesi sono stati, mamma mia. Vabbè, questa è storia. Questa è storia. Parlando di storia, allora facciamo un piccolo passo indietro, perché prima, come hai detto prima di Villa Parens c'era l'azienda Pugliasi. Sì. E allora parliamo un po' di come è successo qui, perché mi sembra che storicamente è stata un'azienda abbastanza importante quando si parla anche di stile di vino. Sì. Mio padre fa delle esperienze importanti in giro per l'Italia fino al 65, così, dal 48 al 65. Rientra qui in Friuli con l'idea di fare una piccola aziendina per conto suo, e quindi comincia, e nel 67 finalmente corona questo sogno. Ovviamente inizialmente senza vigneti, perché non è che ce ne fossero tanti o ci fosse, e lui era più prediletto nella vinificazione, tutto quanto è. E quindi comincia questa storia. Ovviamente la cosa che ci caratterizza e lo distingue in maniera, direi, come identità preponderante, e dove ne fa un uomo di carattere senza compromessi, è questa scelta nel 1967 non parla più di legno in cantina, cioè mette fuori tutte le botti. È stato uno dei primi di fare questa scelta. Adesso io dico di sì, però magari, insomma, dico di sì. Almeno diciamo uno dei primi, non possiamo dire il primo. E quindi utilizza queste vasche in cemento che c'erano quella volta, rivestite di queste resine. E dopo, altra cosa importante è che in questo territorio dice non più di 12 gradi e mezzo di alcol. Perché nel suo concetto estetico del piacere, dell'emozione di questa bevanda, valutava che questo era il suo equilibrio per l'eleganza e la delicatezza che questo territorio permetteva di ottenere da queste uve, da queste cose. Poi la cultura, la tradizione, qui sappiamo che invece predilige cose, ma venendo da fuori, avendo un'esperienza, diciamo, di mercati mondiali, ovviamente ha cercato difatti una delle battute che diceva sempre, dice: io non è che ho inventato niente, ho semplicemente apportato dei criteri di una certa dimensione e a una dimensione artigianale familiare. E quindi ha smosso molto nel territorio in quell'epoca. Ma c'era qualcosa di questo stile che ha preso lui particolarmente, o ha detto che forse in Friuli stiamo sbagliando qualcosa con tutto questo legno? Che cos'era le motivazioni di fare questo cambiamento? Ha lavorato in un'azienda prima, senza fare nomi,
che però lavorava in tutto il mondo, no? E quindi riceveva campioni, cose, tutto. E quindi questi, devo dire francamente, insomma, questi vini francesi, queste cose che arrivavano e dopo a un certo punto si innamora dei Riesling renani, si innamora di queste cose, Ok. e cioè tutti i vini che non superavano un certo grado alcolico ne avevano, perché essendo vini aromatici i vini il legno, insomma, no? E quindi lui fa un passo avanti, e quindi anche negli Chardonnay, nei Pinot Grigi e nei vini rossi eh, fa questa scelta, anche perché aveva avuto una grossa esperienza in Toscana. Ok. Anche perché quando comincia c'erano i due signori Felluga, Esatto. c'era lui di dimensione, e dopo c'era molto intelligente, grandissimo personaggio, Mario Schiopetto. Certo. Però Mario Schiopetto si ferma, mi pare, a 250.000 bottiglie, mentre i due Felluga e Pugliatti Sono diventati un po' più grandi. capito? E quindi c'era cosa così. Però di questi quattro personaggi io posso vantare, se mi è concesso, di dire che l'unico enotecnico era mio padre, che era anche proprietario ed enotecnico. Gli altri invece per me grandi imprenditori che hanno capito un cambiamento e hanno cavalcato la cosa. Dopo sono arrivati tutti gli altri e quindi insomma così. Però questi quattro io li chiamo i quattro moschettieri. Ah, ok. Sono Del vino friulano. Dico di sì, perché sono quelli secondo me che fino agli anni, metà anni 80 hanno dato un imprinting, hanno dato una carica anche volumetrica. Perché poi Assolutamente. è vero che poi una zona, un territorio diventa importante e famoso, ma inizialmente se non c'è un po' di massa critica per affrontare i mercati, e mio padre, conoscendo i mercati mondiali, diceva sempre: signori, sì, bello il Friuli, bello il Veneto, ma è Milano che conta, no? Ok. Diceva sempre: è Milano che conta, Milano. Ma per andare a Milano ci vuole un prodotto, una continuità, no? 2 bottiglie, no? Ecco. E difatti aveva lavorato tantissimo perché le due DOC si unissero, Le due dog di? Colli Orientali e Collio. Dai. Sì, perché negli anni, fine anni 60, primi 70, forse ci saranno stati 200 quintali, 150 quintali di Pinot Grigio. Ok. Poi è cominciato un Accelerare. mercato, una cosa, e Sì, poi ha portato, mi ricordo, una squadra di... Noi compravamo l'uva, non avevamo vigneti quella volta, per cui sai, non ce n'erano neanche da poter, perché era tutto ancora... E mi ricordo che ha portato 7, 8, 10 di questi growers, no? Di questi coltivatori, e li ha portati in Alto Adige, a Terlano, a vedere le vigne di Sauvignon. Ok. Ed era talmente appassionato. Sauvignon, stiamo parlando di Sauvignon, ok. Sauvignon. E là c'era questo R3, no? C'era questa cominciava Esatto. queste piccole cose di R3, e c'era qualche clone francese. Mhm. E così riesce a convincere. Poi ne convince 2 Sì. a piantare anche, credo, mezzo ettaro ciascuno di Riesling Renard. Riesling, Sì. ok. Solo che era proprio una passione sua, ma poi qui i risultati non sono, anche perché sai, è un grappolo piccolo, Sì. concentrato, produzioniano, e avessimo avuto vigne nostre era un gioco, ma poi il produttore ti dice: al momento o me lo paghi il triplo oppure Esatto. io voglio peso, voglio quantità, no? E quindi ed ecco che è arrivata l'esplosione dello Chardonnay inizialmente, perché c'è un bel grappolo grande, tutto è. Una cosa interessante che posso raccontare come storia è che lui scopre che nel 72, che tutto quello che qui era chiamato Pinot Bianco Ah. in realtà era 90% Chardonnay, no? Ah. Oh, io ho pensato era l'apposto. All'epoca non era ammesso in Italia lo Chardonnay. Ah. E lui, comprando quest'uva, queste cose, vedendo, dice: ma Pinot Bianco è una cosa, questo qui, dice, io conosco perché ho lavorato in un'azienda che lavorava gli Chardonnay, mi mandavano gli Chardonnay dal mondo, sapevo, vedevo, brigavo. E si pone un quesito, e quindi va dai vivaisti, va a vedere, e insomma viene fuori che qui non era ammesso, però il Pinot Bianco, che per me è una delle più belle, più eleganti
uve Bravo. e vini che ci sono Anch'io, qua, ed è per un me. peccato, ed è un peccato. Sono molto contento quando il signor Marco Felluga ha fatto quell'associazione per rifare il Pinot Anch'io, Bianco. sì. Purtroppo io con 4-5 ettari faccio fatica oggi a dedicare uno spazio, ma Solo per se no quello. l'avrei fatto. Ok. Se no sarei entrato anch'io, perché Sei entusiasta del Pinot Bianco. quella volta non è stato capito perché è troppo elegante. Quindi allora viene fuori che, siccome il produttore non era un amante di questa uva piccola che produceva poco, poi con questo grappolo serrato, delicato, che richiedeva tanta attenzione, quindi certi costi, e allora insomma è stato fatto, perché poi lo Chardonnay invece è un'uva amica, un'uva produttiva, è Certo. un'uva e soprattutto Resistente abbastanza. resistente, no? Sì. Soprattutto così. E allora a quel punto si fa un'interrogazione e mio padre controlegge, fa un'etichetta, mi ricordo nel 75, io ero sempre a scuola, fa un'etichetta, quella volta era in Friuli ancora, un'etichetta Chardonnay. Ah. Ovviamente NAS, repressione frodi, tutto, e scatenano tutto e sequestrano una vasca e le bottiglie imbottigliate. E da lì si innesca tutto un meccanismo, no? Allora ha fatto Eh, apposta, lui ha fatto apposta questa cosa esatto, per esatto, far vedere che esatto, c'è questo esatto, scambio. Esatto, mi Bravo. ricordo c'era un avvocato di Trieste, simpaticissimo, e niente, cioè, si va addirittura, bisogna arriva al Ministero dell'Agricoltura a Roma. Pensa a te. Questa cosa qua, sì, perché lui diceva sempre, anche mi ha sempre insegnato, se hai una verità non avere paura. E questa era una verità, no? Certo. E allora il Ministero, sa, prima di arrivare a un'approvazione passavano 3-4 anni prima di fare certi discorsi. E allora nel 76-77 compromesso l'italiana, Pinot Bianco Chardonnay in etichetta. Nel 78, tutti e due. esatto, Pinot Bianco sì. Chardonnay, ok. Nel 78 viene l'approvazione e viene riconosciuto in Italia lo Chardonnay. Ah, ok. Allora, Perché si sa che anche oggi il Pinot Meunier non può essere usato in Italia, no? Non può essere No, non piantato in si Italia. può essere Quella piantato. volta lo Chardonnay era uguale, stessa cosa. Non può essere Non piantato. poteva essere. Nel 78 ok. viene Però riconosciuto. Pinot Bianco sì. Pinot Esatto, Bianco era sì. ammesso, ma Chardonnay no. È per quello che vendevano i vivaisti, erano costretti a dare lo Chardonnay, ma chiamato Pinot Bianco, insomma, cioè cominciava con Pinot Bianco. Difatti quella volta c'è stato un accordo, insomma, no? Invitati i vivaisti di Rochedo a Roma dal Ministero, e questi hanno detto: signori, la storia è questa, questa e questa. Quindi mio padre ha aperto la strada, quelli hanno detto e da lì si è innescata una cosa che poi qui al Friuli ha fatto, perché dal 78 ma fino al 95-96 è stato un vino che assieme al Pinot Grigio ha dato grande forza economica e di mercato a questo territorio. E io sono stato sempre sotto l'impressione che è stato Pinot Bianco che era venduto come Chardonnay. No, tu mi stai dicendo che era il Chardonnay venduto come Pinot Bianco. Esatto, la cosa non è difficile da capire, no? Come avevano blindato dopo e ci hanno costretto a cambiare il concetto del metodo champenoise. Ok. Quindi anche quella volta loro avevano blindato lo Chardonnay, no? Ok. Solo che, ripeto, Pinot Bianco bellissimo, fantastico, solo che è delicato, Sì. poco produttivo. Allora, secondo te, Sì. questa è solo un'opinione, però forse... No, mamma mia. Solo un'opinione, però è stato venduto il Chardonnay nel posto del Pinot Bianco, è quello che stai dicendo, giusto? È stato venduto il Chardonnay con il nome Pinot Bianco, Esatto, sì. perché il Chardonnay è stato più produttivo, più facile, Esatto. e si può dire, bene, ho tutti i benefici di un Chardonnay, però posso chiamarlo Pinot Bianco. No, devo chiamarlo Pinot Bianco perché non era ammesso, no? Perché non era ammesso. Difatti, quando poi viene ammesso lo Chardonnay, comincia una fase di Chardonnay e il Pinot Bianco comincia un po' a risentire anche commercialmente. Non è che ci fossero già prima dei numeri particolari. Facciamo conto che se il Pinot Bianco rappresentava 1, poi lo Chardonnay ha rappresentato 100. Ok. Quindi si può immaginare
anche perché tu insomma vieni da una terra particolare, è risaputo che lo Chardonnay è un vitigno internazionale a livello mondiale, no? Come il Pinot Nero, secondo me, come il Cabernet Sauvignon. Beh, Pinot Nero sì un po' meno, come Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon un po' meno, e dopo arriva il Pinot Grigio, dopo arrivano queste cose, ma lo Chardonnay era Oaky Chardonnay, no? Esatto. Ecco. E quindi in quel momento mi ricordo una cosa. Quando nasce questa cosa che sequestrano tutto, arriva da Los Angeles un giornalista. Okay. E mi ricordo che era in carrozzina, poverino, così. Okay. Però si era accompagnato tutto, ma uno di una cosa importante. E questo ha preso un aereo dall'America, è venuto per vedere chi è il primo italiano a fare questa cosa di Chardonnay. Mm-hmm. E simpatica questa cosa, era di una rivista importante, adesso però mi sfugge perché io non ero ancora in azienda, parliamo del 75, quindi insomma, vabbè, insomma, questa è un po' di storia che mi permette di raccontare, insomma, che ho avuto alle spalle qualcuno che insomma ha segnato, ha dato un'identità, no? Poi dopo probabilmente adesso se devo essere commercialmente, magari sai, è bene avere il piede in più scarpe, si dice, no? E lui invece è stato sempre un uomo di no compromise, no? Non compromessi, per cui dice io ho scelto questo e questo faccio, questa è la mia identità e non è che io vado per 10 strade o 2 strade, no? E quindi mi diceva sempre, dice, il giorno che venderemo di meno cambieremo. Esatto. Adesso faccio battute, racconto un po' di aneddoti, di esperienze insieme, insomma, perché io dico sempre che oggi ho 65 anni, ma senza passato, insomma, è un po' difficile arrivare, perché se io vedo anche oggi molti arrivare a una certa età così e raccontare, sembrare dei guru qua e là, per amor di Dio, io ascolto, riconosco, perché tutti hanno diritto, la democrazia è giustissima, però quando sei un tecnico, quando hai delle esperienze, insomma, io è da tanti anni che non seguo lune e maree. Capisco. Però mi sembra che tu hai preso tanto dal tuo padre. Tu hai forse questo no compromises hai preso da lui. Io a un certo punto, siccome non era semplice, insomma, la convivenza, per l'amor di Dio. Ogni famiglia ha le sue storie. Io entro nell'80 e comincio a così, però ovviamente faccio i primi 4 anni in azienda. Lui mi misura, mi fa fare lavare le vasche, mettere le bottiglie, insomma quello che fanno normalmente. E dopo a 24-25 anni mi dice, questa è la valigetta e questa è la macchinina piccola. E adesso prendi e vai. E io ho cominciato a vendere. E io ho cominciato ad andare e lì ho cominciato a capire che se stavo fuori magari mi ritagliavo una personalità mia. Cioè sarei stato... Perché molte volte è facile essere figlio di... Chiedo scusa, no, mi permetto questa valutazione. E io invece volevo essere Giovanni Pugliatti, no? Ok. È logico che stando dentro era un po' più difficile perché il totem era lì, no? Okay. E quindi andando fuori, ovviamente è facile essere fuori quando hai le spalle coperte, no? Però pian pianino, insomma, e dopo io mi sono innamorato della parte commerciale. Okay. Stavo a casa a settembre per le vendemmie. Ok. Stavo a casa a gennaio e metà febbraio quando si cominciava a imbottigliare nuova annata. Anche se devo dire che in quegli anni, che c'era poco vino, poche cose, si era costretti anche ai primi di ottobre a imbottigliare qualcosa di nuovo. Perché, perché tutti volevano. Tutti volevano, sì. Tutti. Poi non eravamo un'azienda da 3 bottiglie, per cui sai, il mercato aspetta, qua e là, su e giù, una chicca. Avevamo... già all'epoca 70-80 venditori, no? Che io seguivo. Ma come ho detto prima, c'erano 4 aziende. Allora, sei cominciato come tecnico, sei andato a scuola per l'enologia. Sì, io sono un però tecnico. Tu hai arrivato e dopo, una volta lato, fatta l'esperienza, io divento commerciale. Esatto, anche perché quando comincia gli anni 80, poi 90, cominciano ad arrivare anche altre aziende, altre cose, e allora bisognava anche un po' difendersi, perché prima, sai, con 4 aziende, insomma, il mondo ha scoperto quest'area, era una zona nuova e quindi era facile
No? Invece poi quando comincia, la zona si ingrandisce, la produzione diventa, e a quel punto diventano anche... E la mia grande esperienza commerciale è stata aprire una mia commerciale negli Stati Uniti nel 91 a Chicago con un socio americano, 50-50, e ho fatto 20 anni in questa esperienza che devo dire mi ha fatto capire che a un certo punto dovevo vendere l'azienda grande. Ok. Allora hai deciso di vendere questa azienda? Sì, perché è capitata un'opportunità con un gruppo Importante. che voleva entrare nel mondo del vino in maniera... non si occupava di vino, però voleva fare una mossa di questo tipo e mi avvicina, anche perché io ho avuto anche per 17 anni una mia azienda in Chianti Classico, dal 90 al 2007. Ah, ok. Sì, perché papà aveva avuto un'esperienza lì e, come si dice, il killer torna sempre sul luogo del delitto. E quindi era una sua passione. Avevamo una 25 ettari di Sangiovese, Merlot e Cabernet, e lì lui mi ha insegnato cos'è Merlot e Cabernet. Però eravamo andati a fare questa esperienza con l'idea di preparare Chianti, Merlot e Cabernet senza legno. Sempre senza legno, anche in Toscana. Anche in Toscana. E lì c'era stato, anche lì, poi come lui conosceva, perché insomma era un personaggio ormai, e conosceva, e lì c'era stato anche lì un piccolo compromesso con il consorzio di Chianti Classico, perché all'epoca c'era un obbligo dell'uso del legno per un tot. Certo. E allora lui dice, se volete che io faccio anche il bollino, mi dovete fare quello che altrimenti faccio un vino bianco normale, rosso normale, quello che è. Però io sono qua per il Chianti Classico. E allora hanno fatto d'accordo? Sì. Come... Vabbè, dai. Si vede che lui aveva una certa forza d'anima. C'era un back di molti anni prima, no? Ok. Allora... Se vuoi, niente di grave, insomma. Perché lui aveva lavorato negli anni dal 59 al 65, infatti io vado là che avevo un anno e faccio la prima elementare in Toscana alla Bertolli Ramovino. Ma Bertolli era famosa per l'olio. Ok. Ma c'era uno stabilimento a Castellina, a Scalo, di 120 dipendenti, di cui lui era direttore. A 30 anni, 32 anni, quindi se posso essere, lui arriva lì nel 59, Takis arriva nel 61, il giovane enottecnico Takis, ed è il primo che incontra e conosce è mio padre. Tu sei stato nella mia cantina e c'è una foto di Takis e mio padre insieme. Sì, è lì perché per me è una cosa... Sì, è un personaggio importante. Allora, l'hai venduto Pugliati e dopo, Pugliati subito dopo l'hai aperto Villa Parents o c'era un piccolo gap? No, piccolo gap. Io francamente, non è che avevo 55 anni, 56. Sì, mi dispiaceva così giovane, secondo me. Per qualcuno potevo anche essere pensionabile, no? Ma mi dispiaceva un po' così. Comunque, ovviamente quando viene acquisito in una certa situazione entri dentro e fai l'amministratore. Insomma, io ho amministrato per 4-5 anni la parte, però vedevo che tendevano a cambiare, a fare, e quindi ovviamente nella testa, come tutti, no, ti fai qualche numero su un foglio di carta, qualche cosa, perché non si sa mai nella vita. E poi a un certo punto, da quella che era una scelta iniziale di fare un'elite, invece questa azienda mi dice: guarda Giovanni, noi siamo gente da numeri, we need numbers. Okay. E io ho detto, io forse so come si fanno, ma non è proprio il mio campo, per cui mi ritiro, perché bisogna cambiare tutto. Difatti nella mia azienda adesso, io che ho selezionato 4 varietà, io faccio Chardonnay, Sauvignon, ovviamente ribolla gialla, perché anzi metto prima ribolla gialla, poi Sauvignon, che è la mia passione, poi lo Chardonnay perché con questa storia del babbo ho un diritto dovere, e poi Pinot Nero perché un rosso ci vuole in un'azienda. E io ritengo che il Friuli sia il limite sud di coltivazione ancora per un po', perché adesso le temperature, le cose, però se c'è un'uva rossa del nord, per me è il Pinot Nero, perché è il confine fra il bianco e il rosso. Certo. E poi mi piace perché può essere interpretato come Pinot o come nero, no?
Quindi già il nome, ok. già il nome è Sì, sì, intrinseco di è vero. vuoi farlo con un bianco colorato? Oppure un rosso con poco colore o un bianco colorato, interpreti il Pinot. Vuoi fare un rosso con poco colore, interpreti il nero, no? Certo. E allora c'è questo gioco, mi piace raccontare. Poi alle volte mi dicono che sono un fanatico, però un'uva che permette di fare 5 prodotti, Ok. Pinot nero in bianco, Sì. e noi lo facciamo anche come vino. Ok. Pinot nero in bianco. Ok. Puoi fare un rosé, Sì. puoi fare un Pinot nero nero, Ok, un rosso. poi puoi fare un rosé de noir, spumante metodo Certo. classico, O e poi puoi fare un blanc de noir Blanc de Noir. con 5 un'uva. prodotti. Esatto. Inizialmente, devo essere sincero, questi 4 ettari, 5 a Rutars, a Villa Parens, volevo fare una scommessa solo Pinot Nero. Ah, volevo fare tutto Pinot nero. Solo Pinot Nero, e con queste 5 interpretazioni, no? Certo. Erano già 5 prodotti. Troppo No, rischioso. non ho avuto coraggio. Ah, Però è quel sogno che ci stava. si stava. Ci stava. Ma c'era anche a Pugliati Pinot nero. Sì. Prima c'era No, anche noi, lì. noi cominciamo nell'84 a... Dai. Sì, Uno perché dei primi perché forse non so chi faceva ancora qualche bottiglia, non mi ricordo. Perché mio padre Erano pochissimi. convince qualcuno a piantare un Pensa po' di te. Pinot Nero. Ah, Ovviamente mi ricordo li aveva portati su a Mazzon, Alto Adige. Sai che c'è questa a 600 metri sopra l'autostrada di Trentino Alto Adige. ok. C'è il Mazzon, c'è questa collina fantastica Ok, dove no, si questo- fa un Pinot Nero. Ah, sì? C'è proprietà su di Hofstetter, insomma. Ok. E allora dice, come il Sauvignon Ternano, dice, secondo me, dopo dice, e qualcuno si convince. Ovviamente per convincerli bisogna pagare un po' più cara l'uva, perché anche il Pinot Nero è un po', no? Di quelli, Sì, E allora dice, passa io ve la promozione. pago al prezzo in doppio di quello che è, perché è una cosa che poi ovviamente essendo un vino rosso, essendo una particolarità, permetteva anche di spuntare commercialmente qualcosina che potesse fare questo gioco, no? Certo. E quindi cominciamo a lavorare sul Pinot Nero in nero. Da lì in poi le prime prove di metodo classico nascono nel 78, però ovviamente con lo Chardonnay, perché è un po' di Pinot Bianco. Un po' di Pinot bianco. Ah, e il metodo classico. Sì, nel 78. Okay. Poi andiamo avanti e nel 83 usciamo con il prodotto ed era Chardonnay. E dopo pian pianino sono cominciate le prove con un po' di Pinot Nero. Okay. E a un certo punto, fine anni 80, facciamo solo Pinot Nero perché rappresentava per noi un complemento di gamma, mentre non un prodotto facevamo 50 ettolitri, insomma 6.000 bottiglie. Però volendo fare qualcosa di identificativo in un territorio ovviamente non riconosciuto, no? Perché quella volta, mi ricordo anni 80 era il Piemonte, no? Che andava, e dopo nasce il Trentino e dopo arriva la Franciacorta, no? Okay. Per cui ho visto nascere queste realtà, ho visto quindi che si sono dedicate decisamente. E a quell'epoca mi ricordo mio padre, dico, ma perché sono spumante? Dice, scusa, ma un territorio che dà dei vini bianchi di questo livello non è pensabile che possa anche dare? Dice, logicamente non possiamo investire in questa cosa pensando di fare, però facciamo il nostro e con questo qui completiamo una gamma, così la nostra rete vendita è. E nel completare la gamma si sa che volendo fare un prodotto unico, il prodotto da tutto pasto è un Blanc de Noir. Ok. So il metodo classico è proprio il base più importante adesso per Villa Parens correntemente o allora, no? No, è lo stesso livello. Livello. Sì, perché adesso io non so se è giusto o sbagliato, ma io faccio 3 prodotti, forse nella mia dimensione bastava uno, francamente. Però sempre il metodo classico. sempre il metodo classico, sì, perché nel momento in cui si fa un altro metodo si va in un altro campo, in un altro mercato, in un'altra situazione, Altra tecnologia, sì. Così. E allora io faccio 2 millesimati, Grand Noir e Grand Rosé, e quindi a seconda degli anni. E dopo, avendo gli anni, l'esperienza e mi permetto di dire un certo accredito di conoscenza sul metodo classico,
ho cercato sempre di dare un valore aggiunto a quella che è la mia uva autoctona locale, perché io credo che il dovere e l'obbligo di un produttore sia quello di lavorare per l'autoctono, non solo di sfruttarlo come mezzo per economicamente fare un affare. Per amor di Dio, tutto serve, tutto è importante, però se c'è un autoctono, e qui secondo me l'autoctono è stato trascurato per tanti anni. Purtroppo per un fatto... Ribolla gialla in particolare. Sì, esatto. Ok. Esatto. Difatti io faccio... È il primo vino che nomino sempre per me, Ribolla gialla, Sì. poi faccio Sauvignon, Chardonnay e Pinot Nero. Sì. Perché sono famoso anche per un Sauvignon, insomma, perché negli anni 80, anni 70, nel 78, 79 ricordo dei premi particolari, negli anni dall'85 al 95 per esempio eravamo bicchierati con questo Sauvignon famoso, no? Quindi, mamma mia, come no, e con un Pinot Nero in bianco che facevamo, che chiamavamo Gran Pugliatti, no? Genere così. Ma perché secondo te è stato un po' trascurato Ribolla gialla per così tanto? Che adesso è il fenomeno in Friuli, no? E infatti è arrivato a un certo punto dove forse stiamo un po' perdendo l'obiettivo di Ribolla gialla piantando in pianura solo per fare il metodo Charmat, allora per approfittare Stai di invitando la questo lepre a correre, sei terribile. Sei no, terribile. ma questo è il mio lavoro, però sto dicendo che ovviamente Ribolla gialla è un nome di qualità, perché è stato trascurato secondo te? Allora, adesso rischio però, adesso vai. spero, siete assicurati? Sì, perché io sono sì. No, il podcast è assicurato perché adesso io... Il peggio che si può succedere, io vado ad alzo zero, e non lo faccio più. Vado ad alzo zero. Non è che perdo soldi. Allora, non c'è niente di assicurare. No, faccio una battuta per dire che sai, quando spari alle gambe... Certo, no, sto scherzando. Se spari in aria va bene, ma quando spari alle gambe sai come... Allora, concettualmente qui c'è una cultura di fondo, no? Che è quella di un grado alcolico di un certo tipo e di un'acidità piuttosto bassa. Quello che io mi permetto di far osservare, senza andare oltre, come si fa a proporre a 14,5 un vino e con una bassa acidità, appiattendo un'uva e un vino che nasce naturalmente a 11 e ha un'acidità di un certo livello? Quindi vuol dire che la natura ti dà una cosa e probabilmente in questo territorio il mercato o le richieste del mercato sono state tali per cui un'uva con questa origine forse non ha trovato il suo spazio, ma trascurarla così per tanto tempo mi è sembrato... Ma io invece ho sempre detto no signori, questa è la nostra. Poi logicamente sa, quando sei anche l'unico a spingere non è facile, no? Ci vuole una massa critica, ci vuole che tutti siano convinti per andare sul mercato. Quando sei l'unico sei costretto quasi a cambiare il nome, no? Ecco tutti questi nomi di fantasia che sono nati e tutto per cercare di dare qualcosa di... Però togli spazio a quello che invece è la tua forza originale, no? Certo. La tua uva, la tua situazione, no? Che dovrebbe essere quella più venduta, invece oggi purtroppo rischia di essere, anche se non c'è una quantità, una produzione grandissima, perché mi pare che con gli ultimi impianti si possa arrivare a 25-26 milioni di bottiglie, per cui insomma non è che... Sì. C'è questa penetrazione. Però sentirmi dire che può essere il prodotto con cui si può competere con un altro prodotto che ha la P, Veneto, cioè mi sembra una cosa cioè, per cui non si può competere 25 milioni contro 1 miliardo, no? Esatto. Oltretutto poi con chi fa il miliardo ha una mentalità commerciale, vero? Sì. Con un po' di esperienza. Certo. E quindi difatti secondo me loro adesso se posso fare una digressione, sì, hanno inserito nel taglio del prosecco un po' di Chardonnay. Potrebbe essere. No, è così. Sicuramente c'è Pinot Nero. C'è una percentuale di Chardonnay. Ok. Per fare il rosé sono obbligati a usare il Pinot Nero, esatto, non Raboso, Marzemino, Cabernet. E io faccio un'osservazione, ma qui dico e qui nego. No, qui dico e qui nego. Ok.
Perché giustamente il Prosecco è un prodotto che ha aperto la strada, e per me è un prodotto che va benissimo, perché è un prodotto di collegamento con i giovani. Certo. Torno indietro. Perché mettono, la mia opinione è, Chardonnay e Pinot Nero nei tagli? Perché? Perché secondo me se domani decidono di fare qualche cosa che si distingua o che possa essere, oppure il Prosecco prende un'altra strada, oppure magari potrebbe anche calare un domani, no? E loro sono pronti con 2 uve importanti. Ah, ok. Sono pronti con 2 uve importanti. Allora, come hai detto tu, questo è un piccolo assicurazione. Potrebbe essere. Difatti il taglio nel Prosecco è ammesso con lo Chardonnay e il Rosé è ammesso solo col Pinot Nero. Esatto, questo è vero. Allora io faccio un'osservazione mia, per la mia esperienza, oggi faccio 30.000 bottiglie, insomma, però osservando queste cose capisco, insomma, vedo che no, sono lungimiranti secondo me. Ok. E allora per quello bisogna stare attenti, preparati, perché oggi sì, si ride, si scherza, si fa, poi per l'amor di Dio il futuro non sarà mio, ci saranno altri che avranno oggi 20 anni e arriveranno a fare, decideranno che cosa fare anche con queste temperature, questi climi che cambiano, perché insomma le cose stanno cambiando, mi pare, più velocemente di quello che si pensava, di quello che anche io credevo, sì, qua là, invece mi pare che negli ultimi 3-4 anni, insomma... Sì, sta accelerando. Io per mia fortuna con la previdenza fino adesso mi sono un po' salvato, perché io ho messo l'irrigazione in collina per quello che ho potuto, a goccia, ho messo su 2 cisterne, ho lì un 700 ettolitri che devo fare in riserva ovviamente, certo. E quando serve la uso, ma non so se siamo in 2-3 nel Coglio a avere questa cosa qua. Pochissimo. Però mi sono un po', insomma, avendo poca... mi sono un po' prevenuto, insomma, nel senso che... bisogna e quindi quando ho messo nel 2013-14 che ho rimpiantato 3 ettari, ho messo anche questo, insomma, perché ho detto può tornare utile, può essere, ed è tornato utile. Sì, soprattutto l'anno scorso, no? Devo cambiare ancora un ettaro che c'è dentro un po' di Sauvignon R3 vecchio, molto vecchio, e un po' di Pinot Nero, perché mio padre mi ha sempre detto che per fare un grande vino rosso la vigna deve arrivare ai 9-10 anni di maturazione del legno, allora poi si può cominciare a dire. E allora nel cambiare i vigneti, per l'amor di Dio, adesso io mi vanto un po', ma nella mia dimensione, ma quando ne avevo 80 di ettari, si cambiavano magari 4-5 all'anno, perché capitava, no? Sì. Però si manteneva sempre una situazione e poi nel frattempo si faceva... Sì. Oggi chi ha certe dimensioni invece deve essere un po' più smart, no? Si dice, nel senso che si segue molto di più il mercato, bisogna stare attenti, difatti i vigneti meccanizzati dopo 15-18 anni potrebbero anche essere cambiati, insomma sono ammortizzati oggi, insomma una volta invece ci voleva almeno 10 anni di più, no? Per arrivare a fare certe cose, ma sono esperienze, non è più il mio mondo, adesso sto parlando di cose che... per dire da dove vengo, ecco, per cui oggi niente, parliamo di Villa Parens, se vuoi, sono 4 ettari, sono 30.000 bottiglie, di cui 7-8 di spumante e il resto è diviso fra le altre cose. Fai 3 sfumati, ribolla gialla, il Gran Rosé e Grand Noir. Il Grand Noir, allora, ovviamente gli altri 2 sono 100% Pinot Noir. Sì, per forza, sì, perché sono dichiarati Grand Rosé, Grand Noir e dietro insomma è scritto Pinot Noir. E altri vini, hai parlato di un Pinot Nero in bianco? Sì, quella è una cosa che faccio solo per te? No, avevo chiamato Ivangelo. Ivan era il nome del nonno e Angelo il primo nome del papà. Però è lì, lo faccio solo quando esco con il Grand Noir. Oggi ho il Grand Noir 2013 sulla mia, quindi che ha 10 anni. Ho anche millesimato questi. Sì. E questa bottiglia è 2013, quindi si può assaggiare il vino base e il vino spumantizzato. Diciamo è il suo figlio. Bello questo. E la prossima uscita sarà il 16 e c'è la bottiglia del 16 con lo spumante del 16. Allora ovviamente fai una lunghissima permanenza sui lieviti. Ho una mia tecnica. Quella del 2013? Sì.
Beh, ovviamente, Li stai vendendo adesso? Ovviamente, no, lo sto vendendo già da 3-4 anni. Ah, ok. Però facendo questi numeri in questa dimensione, e non è che... perché quando si cambia nome e si cambia storia, non è che si comincia una nuova battaglia, comincia una nuova guerra. Ah, sì, quello è vero. E si comincia quasi da zero, anche Sì, se sì, azienda agricola di Giovanni Pugliatti non è proprio... No. Allora, sì, per amor di Dio, io avevo 3.000 clienti prima, amici qua là su e giù, però cambia Sì. molto. Ok. E allora in queste dimensioni mantengo, e quindi non è che ho fatto una sboccatura unica, difatti dietro nella retro c'è scritto sboccatura la prima era 36 mesi, poi 48, poi 54, poi e quindi la gente sa che sì, è 13, però uno mi dice ma come? Da 4 anni hai il 13 sul mercato, sì, ma le sboccature sono diverse, per cui puoi aver bevuto una sboccatura di 36 mesi perché a un certo punto sembrava buono, dai, mettiamolo poi perché da tenere i soldi lì. E poi quando hai la passione di queste cose c'è il prurito di farlo assaggiare, di fare, Certo. insomma così. Vabbè. E quindi c'è ancora, e poi invece comincerò col 16 e così. Ok. Allora, e altri vini? Avevi parlato di Sauvignon, che fai ancora? No, prima Ribolla Gialla. Ok. Allora, per i vini fermi, prima Ribolla Gialla, Sauvignon, Chardonnay e Pinot Nero. E Pinot Nero, ok. Pinot Nero. Ok, non Pinot Nero bianco. Quello è quel saltuario che dicevo. Esatto. No, Pinot Nero nero che faccio tutti gli anni, insomma, a seconda di quello che la pianta decide di darmi, no? Mm-hmm. Perché mentre le altre uve sono amiche, anche il Sauvignon è abbastanza amico, la Ribolla poi è come una sorella. Ah, sì? È produttiva, bella, cioè poi sapendola trattare è sana, insomma un'uva, qui si dice un po' così. Infatti quest'anno sono riuscito a scrivere 11,5 in etichetta, finalmente. 11,5? Perché mi veniva sempre sui 12 gradi, no? Mi veniva sempre sì. così. Quest'anno fra questo, quello e quell'altro, quindi usciamo con 11,5 e quindi voglio vedere cosa mi dicono, mentre gli altri sono sui 12. Ma secondo te, ovviamente, questo trascuramento di Ribolla Gialla, solo per tornare indietro un attimo, giusto. È stato il fatto del mercato ha chiesto certi tipi di vino, un vino più pieno, un vino più importante, esatto. Un vino più... Adesso che il mercato ha deciso che vuole i vini più leggeri. Qui dico e qui nego, avrai sentito che era un po' considerata l'uva da taglio, no? L'uva che alzava l'acidità a certi vini, a certe cose. E allora, se un'uva può aiutare un'altra, magari da sola ce la fa anche, no? Certo. Sorry, no? chiedo scusa. Certo, Piccola digressione personale. Allora, secondo te è stato il mercato che ha un po' cambiato l'atteggiamento verso Ribolla Gialla? Allora, il mercato è importante. Certo. Ma si può anche educare. Assolutamente. Allora io posso pensare che uno produce 100.000 bottiglie di Ribolla, non le vende benissimo, fane 10.000. Però di al mercato qual è il tuo prodotto, la tua natura, la tua cultura, la cosa. Poi il mercato dirà ma no, non mi interessa, non mi piace. Ma se ci credi, e poi è il concetto di autoctono, no? Cioè è qui, poi possiamo dire sì, no, giusto, sbagliato, qua e là, ma perché nomi di fantasia quando c'è qualcosa che ti può dare una soluzione, io non dico che sia vincente, che sia, però un'identità. Certo, bella. Un'identità importante, no? Quello che è mancato a questo territorio, ed è quello secondo me su cui hanno fatto fortuna altri territori confinanti con noi, è che noi abbiamo prodotto quello che serviva al mercato, ma senza identità, perché il Sauvignon è in tutto il mondo, Pinot Nero è in tutto il mondo, e poi qui ce n'è pochissimo, qui si sono svegliati gli ultimi 10 anni col Pinot Nero, insomma, prima permettimi. Merlot va bene, è una cosa locale, però Pinot Grigio ormai è in tutto il mondo. Certo. Anche Merlot Chardonnay è in tutto il mondo, Merlot è mondiale. Sì. E quindi cosa hai fatto? Hai fatto quello che fanno tutti. Sì. In una regione piccola, perché non è che siamo la Toscana, non è che siamo il Piemonte, non è che siamo l'Emilia Romagna, non è che siamo la Campania, non è che siamo la Puglia, certo, o la Sicilia, dove i vagoni ci fanno, no? Sì.
Allora qui, essendo una regione piccola, contenuta, bisognava, secondo me, però che io credo che c'è sempre lo spazio per fare, se si vuole, no? C'è sempre, perché questa regione, io mi permetto, chiedo scusa, vai. Si sta depauperando, nonostante quello che sta succedendo, sta depauperando un credito commerciale dal mondo che ha ancora, nonostante 20-25 anni passati, i 4 moschettieri avevano costruito un credito. Vero. Adesso poi uno può dire sì perché c'era tuo padre qua là su e giù, è un mio pensiero, io non poi uno può dire, però questa zona qui ha un credito mondiale che perché depauperare o perché andare in cerca di è ancora così, però ho la sensazione che balbetti insomma un po', no? Secondo me questo un po' torna a questo concetto che ho visto in Friuli, che secondo me sta cambiando adesso, però lentamente, che c'era un periodo, soprattutto quando sono arrivato qui a 98, di seguire un po' troppo vicino le tendenze del mercato. Il mercato ha bisogno di Pinot Grigio, dai, piantiamo Pinot Grigio. Però, vediamo che il però mercato ha bisogno di Chardonnay, facciamo Chardonnay. Adesso il mercato voglia i grandi rossi, facciamo grandi rossi, invece di creare un'identità. Posso dire la mia, nel senso che nel 93 comincia il pensiero di questa cosa che esplode nel 95-96. Quando tu arrivi, allora sei nel 98, ti trovi in una fase però con potenza commerciale relativa, no? Perché in quegli anni io, quando parlo della mia esperienza americana, questi 20 anni passati là, cioè io ho capito che cos'era la globalizzazione. Non vuol dire altro che servizio, competenza e presenza. Ok. Mi ricordo consegnavamo 2, 3, 4 bottiglie ai ristoranti al pomeriggio, mandavano una mail, dicevano consumate tot bottiglie e rimpiazzate il frigorifero. E avevamo fatto questo gioco interessante perché mandavamo via i container refrigerati. Avevamo un magazzino da un 60.000 casse refrigerato e tutti i camioncini refrigerati anche. Per cui la pubblicità sui camioncini era from the winery to your cellar, oppure fino alla tua tavola, stessa temperatura. E cioè era un gioco che era bello, interessante. Ovviamente essendo piccoli avevamo puntato su aziende, o perlomeno abbiamo puntato, ma ci hanno dato credito anche aziende di quella dimensione lì, perché siamo arrivati ad avere dei bellissimi nomi e delle chicche importanti, e quindi era un'azienda che si era ritagliata un'immagine, no? Io ho visto un po' per esperienza, perché insomma ormai ovviamente un po' di esperienza ce l'hai. Mi ricordo una volta sono invitato a una degustazione di Bordeaux, 10 Bordeaux, in un importante ristorante qua in Friuli, ma di amici e non una cosa ufficiale, 10 amici, 12 così. Allora arrivo, tutto bello, tavolata bellissima, tutto e vedo 10 caraffe con sopra una copertura, insomma, e le bottiglie vuote dietro. Ho detto, cari amici, grazie, è stato un piacere. Sei andato? Vabbè, ho fatto la battuta, sono andato, e poi però nel mio concetto, poi fai cominci, quando le avete aperte? 2 ore fa, perché sai, così colà. Vabbè, si bevono lo stesso. Certo. Però nella mia cultura, o perlomeno nella mia attenzione di tecnico, se vuoi, oppure ormai di tecnico forse relativo, non so perché faccio sempre le stesse cose, ma nella mia attenzione nel cogliere l'annata, il prodotto e la cosa, mi piace che insomma il Carpe Diem per me ha un aspetto. E io cerco di curarmelo, insomma, quando mi ordino una bella bottiglia, alle volte vedi che vengono con caraffa e bottiglia e io dico anche no. Oppure alle volte mi arriva scaraffata e allora, per amor di Dio, quando le bottiglie sono care, ma allora sai, qualche volta spieghi, qualche volta no, però se sono in buona compagnia mi dimentico di dire non scaraffare. Esatto. Invece se sono in una certa situazione, nel 98% dei casi dico per cortesia questa bottiglia però
la apre davanti a me, ma non Ok. vuole caraffa, fa, no, guardi, per me la prima caraffa è il bicchiere. E così. e quindi è così, e quindi ecco il concetto del non legno, della pulizia, Ok. dei profumi, le cose, perché è questa pulizia che mi impressiona, che mi dà questa cosa qui, capito? Dopodiché io dico sempre che il legno è stato un elemento che ha permesso di costruire per secoli dei contenitori per conservare e trasportare, però ha dimostrato di interagire, no? Di cedere Certo. delle sostanze Sì. che cambiano la natura. Che cosa fa? Il ragionamento di mio padre, adesso se possiamo tornare indietro e nominarlo ancora una volta, Certo. il ragionamento di mio padre nasce dal fatto che l'uva non nasce col sapore di legno. No, assolutamente no. E allora il ragionamento andava avanti dicendo, allora non nasce col sapore di legno, che è una frase banale volendo, no? Sì. E dice, ma se ogni varietà ha un nome diverso, vuol dire che ci sono peculiarità, che vuol dire aromi e profumi diversi. Certo. Perché l'uomo deve introdurre un denominatore che copre queste cose? Bravo. E allora il concetto di naturale, di puro, genuino, francamente, ragionando così ci sta. Sì. Ha una logica, no? Certo. Io ho sempre detto, ogni volta che qualcuno viene da me oppure mi fa delle domande, la mia risposta sarà sempre logica. Sempre logica. Primo perché sono un tecnico e poi perché la logica che, insomma, sa, io ho vissuto anche in Toscana, no? Quindi Sì. Cristo muore di sonno, di freddo, di caldo, di sete, a seconda delle cose. Adesso è una battuta, no? che capita di sentire. E invece c'è un perché sempre, no? Certo. C'è un perché sempre. Anche adesso qui c'è questa, io non voglio dire moda, perché la moda è una cosa che viene sfruttata e passa. Mhm. Qui c'è questa Atteggimento, questo no, c'è questo aspetto in una serie di produttori di questi vini iperossidati, di queste cose. come i macerati? Sì, Stai sì, parlando? sì, Ok. Sì, ecco, non mi veniva la parola, chiedo scusa. Io li chiamo iperossidati, in realtà sono anche macerati. Macerati. Orange wines. Orange wines, per l'amor di Dio, con tutto il rispetto, ma tecnicamente, se devo fare una battuta, come mi è capitato di sentire a Roma da uno al tavolo vicino a me, ma non un produttore, insomma uno che dice, ma questi vini qua li facevamo 2000 anni fa? E allora la domanda che mi pongo qual è? Perché le grandi aziende non fanno i macerati o i biologici? Perché le cose sono... perché giustamente chi ha una produzione limitata e deve andare sul mercato deve raccontare qualche cosa che non sia quello che raccontano i grandi, no? Però se fossero verità logiche, Mhm. le farebbe anche Yellowtail, no? Farebbe? Le farebbe anche Yellowtail. Oh, ok, sì. Adesso per sì. essere, perdonami, Sì, per sì. essere un po' provocatorio. Esatto. E allora io mantengo la mia strada, mantengo la mia cosa, le mie situazioni, però su queste cose mi permetto di... E io non credo che il Friuli sia territorio per macerare, fare, ossidare, no? Anche perché sono prodotti che dopo, francamente, ribolla macerata. Come fai a dire che io non sento il concetto di ribolla, di cose, no? Oppure di Sauvignon, situazioni così. Mi ricordo quando i primi anni in America si andava in Napa Valley e barricavano anche il Sauvignon, Certo, anche, tutto. ma non si riconosceva più niente, no? No. Non c'era. E allora poi piano piano, ma anche perché anche lì la California si capiva che era una zona ancora relativamente giovane e quindi cosa avevano fatto di fondo? Affrontando il mercato un po' le richieste, ma copiando quelli che vendevano un po' di più e quindi dopo le cose si sono. Mi ricordo una visita, se posso raccontare. Perché Certo. mi ricordo una visita a quella famosa, quell'etichetta gialla, Etichetta gialla. Country, faceva tutto solo Chardonnay, 5 Chardonnay, River, mamma mia, vabbè, mi verrà in mente. Ok. Tecnico lì e la importava Gaia in Italia.
Ok. Ma sconosciutissimo, si cominciava, io mi ricordo, a metà anni 80 così, e vedevo questa etichetta, che io bevo per la prima volta nella mia prima cena che faccio da Vissani. Questo mi porta Vissani? Vissani. Che cos'è Vissani? Vissani mi sembra sia un ristorante famoso a Baschi. Ok, va bene. Che sì, personaggio, vabbè. No, okay. Anyway. E questo mi porta come secondo vino in tavola questa bottiglia vabbè, insomma, adesso non mi ricordo. Ma sì, vabbè, mi verrà. E parlando, dico a mio padre, guarda che facciamo un giro col mio socio americano, facciamo un giro a San Francisco, e ho chiesto se mi faceva fare una visita, perché io non ero mai stato, Napa, Sonoma, cose così, no? Okay. E quindi volevo anche vedere, ero curioso, no? E allora mi dice, guarda, lui, se vai in questa cantina porta i saluti è importante, saluti a chi? Vabbè, insomma, fatalità, ovviamente mi porta anche a vedere questa cantina che è in Napa, Sonoma Cutrer. Sonoma Cutrer, ok. Allora alla fine Sonoma Cutrer, ok. Che anni 90 era... Sì. Lo è ancora, però... mi dice, lì c'è un signore, dice, prova a vedere se c'è un certo Bonetti, no? Mi dice, un italiano, ma tu chiedi, fai, vedi, insomma, e dici che sei Giovanni Puglia. Insomma, era il suo compagno di banco di scuola. No. Ma non me l'aveva detto. Ma pensa a te. Allora arriviamo lì, e a un certo punto, bellissima scena, assaggio dall'acciaio, assaggio le cose, poi dice, poi abbiamo la barricaia, e mi porta dentro in barricaia. Mi fa assaggiare una baricca giovane davanti lì, e io dico, buonissimo, perfetto, via, subito togliere sto vino qua, no? E lui mi dice, l'abbiamo messo ieri? No. Giuro, guarda, bellissimo. Me la ricordo, e sono aneddoti, no? Sono aneddoti della vita, no? Perché dico, buonissimo, mi devo ricredere sulla baricca, no? Questo, che legna avete? 4 carte il motore, via. Abbiamo messo era ieri. fresco. bello questo. E lì ho visto i primi tunnel, no? Dei cassoni refrigerati, dell'uva che andava dentro smistata in un certo modo, così. E lì mi sono ancora di più innamorato. Io ho sempre avuto passione tecnica. Meno di laboratorio, francamente, non ero uno. Mio padre invece sì, questo e quello, ma il laboratorio gli piaceva queste analisi, perché aveva avuto dei professori importanti a scuola come il professor Miconi e De Rosa, quindi insomma era. E quindi ogni tanto mi stuzzicava, non era che voleva che anch'io un po' di laboratorio, sì, facevo quelle 5 analisi, lui ne faceva 20, io facevo 5, ma... Mentre la tecnica, dopo un certo punto ho imparato, no? Anche oggi io entro in una cantina o anche nella mia, dallo sbuffo dell'aria io capisco se la macchina funziona o no. Si sente subito. Cioè, quando tu hai macchine che vanno 15 giorni al mese, perché quando fai 800-900 mila bottiglie, sì. Però invece sulle altre cose, quindi in cantina, quando andavo ovviamente. sempre a vedere le produzioni, e mi ricordo 1980, primo viaggio in Francia. Abbiamo la fortuna di essere presentati da Angelo Gaia, che aveva un rispetto di mio padre, però lui era altra mentalità, altre cose, insomma, altre situazioni. E lui ci presenta alla Moët, dove però facciamo solo un giro nelle cose, e lì ho visto industria, perché loro dentro hanno la produzione dei vetri, lo scatolificio, c'ho 36 milioni di bottiglie più 8 milioni di Dom Pérignon, e quindi una macchina, però andava vista, perché vedere questi movimenti, queste cose, questa tecnologia per fare, dopo logicamente dici, per l'amor di Dio, signori, alzo le mani. Però io ho sempre apprezzato anche la Moët in tutti gli anni, perché si può discutere il concetto di un vino base, che magari, perché poi i grandi intenditori parlano di altre etichette, altri nomi, no? Però nella mia mentalità bisogna saper fare 36 milioni di bottiglie a un certo livello. 36 milioni non sono 60.000 bottiglie, non sono 6.000 bottiglie che faccio io, neanche 600.000. Certo.
E allora secondo me un po' di rispetto va. E se Assolutamente. non vuoi rispettare, stai zitto, non dici niente. Ma una volta, a prezzo a parte, il White Star di Moët è stato il prosecco di Champagne, per non dare una brutta parola alla Champagne, però era quello che trovavi dappertutto. Ogni supermercato aveva White Star, ogni enoteca, ogni piccolo bottiglieria aveva White Star. No, questo è stato quello, ok, Moët Chandon è proprio quello. Però vino potabile, questo è il concetto. Ma sì, ma Questo è il fatto, non perché era un il marchio non si migliore, mette, ma non era ma un una marchio merda. non si mette in discussione per Infatti, qualcosa così, no? certo. Vabbè, questa è stata una cosa. La sera, adesso racconto un po' questo viaggio perché mi ha inciso nella mia. Ok, Alla sera mangiammo alle Mer Blanche, 3 stelle Ok. Michelin. Era una mia prima volta forse, perché eravamo tutti abituati al Boschetti qua di Tricesimo, no? Che comunque Ok. ha fatto scuola a tutti e comunque è stato uno dei grandi locali in assoluto Mhm. insomma, il signor Giorgio Trentin merita rispetto e soprattutto un valore di iniziazione e di Certo. storia e tutto. Comunque, e a un certo punto arriviamo un po' prima, arriviamo e aspettiamo in macchina per entrare. E dalla cucina, dopo che hanno cenato questi ragazzi, vengono fuori 1, 2, 3, 4, 5, 45 persone. Dico, papà, non è che siamo in 45 dipendenti? Stiamo 45 in giacca bianca dalla cucina Wow. in attesa del servizio, no? Perché erano le... 45. Noi siamo arrivati un po' prima anche perché eravamo un po' stanchi, poi io ero giovane, ma mio padre un pisolino in macchina, magari io guidavo e lui faceva il pisolino Esatto. e noi ci preparavamo perché avevamo il tavolo presto perché poi dormivamo a Bonn, no? E quindi c'era ancora da fare un po' di strada perché il giorno dopo eravamo prenotati alla Romane Conti, grazie Angelo Gaia, Ok. dove ho imparato ancora tante cose. Non so se posso, perché io sono una lepre e comincio a correre. E allora insomma, la faccio breve, dai. E lì, guardando abituato in Italia, c'ho lo champagne inarrivabile. Apro la carta dei vini lì, cioè il 1180, quindi avevo 22 anni, insomma, e vedo che lo champagne costa meno di certi Borgogna, di certi Bordeaux, di certi Mhm. Chablis. E dico, babbo, scusa, ma... E allora lui mi dice, perché il vino è il grande prodotto, poi lo champagne è un passo avanti, è un'emozione diversa, ma è il vino che tu devi, ed è quello che ti dà, perché sì, lo champagne può essere la festa, le cose, tutto, ma quando tu... e questo lo imparo il giorno dopo. Ok. Quindi poi ovviamente beviamo una bottiglia parsimoniosa, così ho ovviamente un'esperienza indimenticabile. Georges Blanc quella volta era uno dei grandi Sì, quotati. sì, sì. Vabbè, comunque, stringo. Arriviamo a Romane Conti. 6 ettari, famosa fotografia centrale dei 6 colori diversi e che spiega i 6 vini. E lì incontriamo altri amici friulani, c'era stato un po' fra cui appunto anche Rinaldo del Boschetti, i 2 fratelli Spoletti, mi ricordo, e il povero Tite Bidoli, insomma, un po' di nomi così, e noi arriviamo, perché noi poi proseguavamo in Champagne per andare a Epernay a vedere la mostra delle macchine dello champagne, perché volevamo cominciare a prendere qualche macchinina per farci queste bottiglie. Ok. Beh, sai, abbiamo cominciato a fare manualmente noi, no? E quindi c'era una situazione così. E allora a un certo punto ci spiega, ci racconta, vediamo le vasche di cemento per la fermentazione e poi le barrique, e dalle barrique ci fa assaggiare i 6 vini diversi. Ok. A un certo punto poi andiamo giù in cantina dove avevano le bottiglie in stock e questo signore, mi ricordo, alto personaggio, questi bicchieri in mano preparato, e porta le 6 bottiglie diverse. Ok. Dunque era l'80, per cui mi pare abbia portato fuori il 76, 77, cosa così. Dopo insomma si discute, si parla, e a un certo punto lui dice, bene signori, grazie, vi saluto con un'ultima degustazione che vado a prendere. Ovviamente porta i bicchieri, cambia tutto, e nel frattempo, cioè io dovevo ancora cominciare a capire, no? Ma dall'altra parte c'era anche una persona austriaca, per cui e tutti questi personaggi, e mi ricordo che io l'ho chiamato il Toto Annata, Ok. perché ci porterà una bottiglia del 68, 67, 58, sai, quindi
ognuno sapeva di conoscere l'annata migliore che c'era. Ok. Dopo un quarto d'ora questo signore arriva, aveva in mano una bottiglia di vino bianco. Sai che loro fanno 1200 bottiglie di un Chardonnay, di una cosa. Ah, questo non sapevo. No, Ok. c'è anche etichettata e tutto, ovviamente le vendono loro, le danno proprio a, ma mi pare 1200, 1500 bottiglie. E ovviamente spiazza tutti, no? E mio padre mi dà 2 colpi di gomito. Ok. Assaggiamo un vino che avrà avuto 7-8 anni. Ok. Quindi una cosa così, dice bene signori, grazie, arrivederci, così colà. Saliamo in macchina per andare su in Champagne, dove sempre tramite Gaia eravamo presentati alla Boulanger, Ok. che era ancora una delle poche aziende di famiglia. E lì però parliamo coi tecnici, perché è l'azienda più piccola, ovviamente così. Comunque, stringo. E in macchina mi dice, ma hai capito cosa ha fatto questo signore? Ho detto 6 vini bianchi rossi, poi altri 6 e poi un vino bianco. Sì. Perché il vino bianco maturo è più grande anche di un grande rosso. Bello questo. È bello. E da lì nasce il nostro progetto Archetipi. Ah, ok. È quello che oggi io chiamo privé. Ok. Sai che io ho a listino l'ultima annata ovviamente perché il mercato è... E dopo ho questa serie di prodotti Sauvignon, Ribolla e Chardonnay, Maturati. dove nelle annate io tengo le bottiglie in Perfetto. cantina e quindi c'è il vintage, che in americano è library vintage, Esatto. no? Così. E da lì nasce questo concetto per cui nell'84-85 esce questo Chardonnay Archetipi. Ed erano gli anni in cui mi dice adesso vedrai cosa combiniamo. Vabbè, erano gli anni in cui non c'era verso di pensare di fare un vino che potesse durare nel tempo se non avevi grado alcolico e legno, no? Certo. E lui dice adesso io ti dimostro, no? Perché sai io ero giovane, a volte potevo anche sembrare scettico di fronte a uno di quelli. Diceva adesso io ti dimostro come un vino di 12 gradi e mezzo senza legno può durare nel tempo. Sì. E anche lì è nata questa cosa. Bello. Poi ovviamente in un'azienda grande facevamo solo lo Chardonnay, non c'era spazio per fare. Mentre oggi io invece vanto di parto dal 2013 a seconda faccio 14, 15, 17, cioè così, quindi ho un parallelo rispetto a quello che è e quindi in qualunque momento il mio consumatore, cliente appassionato può decidere di comprare quella bottiglia e non di farsela, di tenersela in casa anni, ma la tengo io. Ma qualche degustazione lo fai di queste vecchie bottiglie? Costa carissimo. No. E pago anche. No, scherzo. Faccio, sì. Sì, quando lo fai devi avvertirmi, perché ovviamente Old White Wine è la mia fetish. Non è una cosa che ho messo in piedi, però siccome adesso so che tu organizzi delle cose, si può pensare, perché sai, è vero che è tutto bello, facile, ma bisogna anche seguire le cose. Allora se decidi di fare una cosa, sì, la fa l'azienda, però ci vuole... Allora fare una cena per presentare o avere 10-20 ospiti è una cosa, concentrarsi su qualcosa di diverso non è che deve esserci i clienti sempre gli stessi, certo. Però c'è una cura un po' più... Allora sai, pensa a questo, pensa a quello, fino adesso l'azienda ha anche dovuto pensare a camminare con le sue gambe, insomma, certo. fare le sue cose, poi... Nel più bello arrivano 2 anni di Covid e dopo purtroppo questo mio heart attack esatto. che mi ha già portato via 1 anno, però insomma adesso sono qua, come senti l'entusiasmo, lo spirito è lo stesso, certo. Però 3 anni su 9 di azienda non sono pochi, insomma, per dire certo. Stai era già progettato, stai sviluppando un progetto sul più bello magari capitano queste cose, dopodiché superiamo tutto, facciamo tutto perché lo spirito è... Però essendo un appassionato, come spero che è quello che spero di trasmettere a chi ci ascolta, a chi è, insomma, il fatto di avere passione per questo mondo, per questa cosa qua, dopo giusto o sbagliato, questo è il mio modo di vedere, questa è la mia esperienza, questo è il motivo per cui io mi dicono ma tu fai il vino per... No, dico il vino è
il momento, l'espressione con cui io esprimo il mio talento e la mia passione. C'è chi lo fa con una scultura di marmo, chi lo fa con un quadro. A me è capitato col vino, sì, un po' magari all'inizio perché era un affare di famiglia, però poi ci si appassiona e se Certo. hai un'identità e se riesci. Io nel 2010, quando ho venduto, avevo capito che o crescevo o dovevo ritirarmi un po', perché l'esperienza americana, le cose, vedevo che insomma bisogna saper riconoscere anche i propri limiti a un certo punto, no? Sì. E quindi per È amor di così. Dio è capitato Sì. bene, anche in un Ok. momento favorevole, poco prima che succedesse qualcosa a livello, sai, il Sì, 2010-11, insomma, ecco, esatto. quindi Sì, sì, l'economia non era proprio il insomma, massimo. esatto, Sì, bravo. sì. E quindi è così, però sì, non è stato facile, ma uno deve saper guardare in faccia, quindi Esatto. avendo una commerciale era più facile dire no, bisogna anche sapere gli anni successivi cosa puoi fare, Cosa cosa puoi non puoi fare? Cosa fare. devi E fare? allora a denti stretti, francamente, non è che è facile, a denti stretti, anche perché sai, quando hai un nome di famiglia, un affare di famiglia, difatti, se vuoi, chiudo dicendo che il nome Villa Parens è Villa perché è Villa. Però io mi sono tanto cervellato su un nome che fosse, avendo venduto il marchio di famiglia, un nome che fosse un riconoscimento a chi ha fatto. Perché il pares è il padre vivente, no? Ok. E i parents sono i genitori, i padri Ah, ok. passati. Poi, insomma, siamo onesti, lavora anche in inglese, no? Parents. Parents, esatto. Però fondamentalmente io mi ricordo andavo al Vinitaly del 14 che cominciava il 21 o 22 di marzo quella volta. Aprivo l'azienda il 15 marzo, che mi era concesso, e primi febbraio non avevo il nome, né etichette né niente, perché stavamo cercando con uno studio di Milano che mi aveva sempre fatto queste cose. A un certo punto si illumina in questa situazione, per fortuna non era registrato, non era... Ok. e lì è nato. Bingo. E allora mi piace pensare sempre che quando hai pensieri buoni poi si trovano, no? Sì. E quindi come le persone giuste si incontrano, come le cose. E quindi insomma, ecco perché dico che Villa Parens non ha niente a che vedere con me per un certo aspetto, però insomma si poteva mettere il nome della villa, quella, ma a me piaceva questa idea di dare un riconoscimento a chi ha preceduto e Sì, chi ha esatto. fatto. Perché sai, il nonno ha messo la proprietà, il papà ha costruito il business e quindi mi sembrava giusto e corretto che questa cosa fosse così, perché poi insomma così dai. Bene. Giovanni, io devo chiederti un'altra cosa perché Sì. siamo andati avanti molto lungo qua. Colpa non mia. non voglio tenerti troppo, ma mi piace Tranquillo. tantissimo sentirti parlare perché io ho imparato tantissimo da te, però Faremo di nuovo. però no, non volevo lasciarti andare prima che parliamo di questa cosa che è successo a te un anno fa che ha completamente cambiato la tua vita. Infatti, quando ti ho visto dopo 2 anni, l'altra sera a questa bellissima degustazione, non ti ho riconosciuto. Ho detto, ma è lui, perché mi ha detto, ho perso 45 kg. Sì, così chi non sapeva adesso sa che deve guardarmi diversamente rispetto a come ero prima. Esatto. No, ma però dopo l'abbiamo scambiato un paio di messaggi, ho sentito come mai è successo questo. Sì. Vuoi parlare un attimo di questo, Dio mio, questo evento sono esperienze importante? di vita purtroppo. Sì. Era il 17 maggio la sera, tranquillissimo sul divano di casa, e inizia questo dolore. Per fortuna dove abito io ho vicino una famiglia che faceva già caldo l'anno scorso, era una bella stagione, io avevo la porta aperta. E quando comincio a sentirmi un po' male, era l'11 sera, e questo signore che era fuori a prendersi l'ultima boccata di sé, sente, e per fortuna questo è l'evento.
Ok. Dopodiché però è stato un evento importante che mi ha portato per mesi, insomma, e quindi oggi io sono in attesa di un trapianto di cuore, Ok. però l'azienda è andata avanti, ovviamente risentendo di qualcosina, perché insomma sa Sì, quando sì. manca, però comunque c'è mia sorella che gestisce, va avanti, fa le cose, però come senti, insomma, sai, la mia passione vale, la mia passione c'è, insomma, Sì, ma quindi il concetto ovviamente è era difficilissimo per dopo. te per un po' rinunciare di essere coinvolto giornalmente con l'azienda Sì, però ho avuto un periodo in cui era meglio pensare. Allora, di se stesso. c'è stato un rischio, Ok, nel senso che io sono andato di là. capisco. Però, grazie a tecnica, scienza e probabilmente, insomma, anzi, fondamentalmente forse fortuna, non lo so, anche se io credo nella logica, cioè scienza e tecnica, no? Perché poi mi hanno spiegato. E oggi sono qui a raccontare questa cosa, quindi vivo con il sorriso dalla mattina alla sera perché mi piace dire che è una seconda chance, una seconda possibilità. E mi ricordo in questo periodo ospedaliero i medici, ma lei come fa? Ma come fa ad avere questo? Sa, qui c'è persone che in una settimana. E io ho detto, signori, mi avete dato una seconda chance, secondo voi ho il diritto di lamentarmi? Potrebbe succedere che fra 5 minuti ricapita di nuovo qualcosa, ma in questo momento voi mi date una chance e io combatto. Bravo. E io combatto. Poi magari, sai, adesso io non nascondo di non essere proprio amato da tutti, però io ho sempre messo in campo un mio sapere, una mia che alle volte è stata anche presa per arroganza o presunzione. Però mi sembra di aver anche questa sera dimostrato di avere delle idee, non so se di capire, per l'amor di Dio, perché però di avere delle idee abbastanza chiare su Sì, questo mondo, sì, su sì, questa sì. cosa, su questa situazione, perché insomma, fra l'esperienza del genitore e la mia, ho avuto la fortuna sempre di viaggiare con gli occhi aperti e dovendo combattere anche Sì, sì. all'inizio, perché quando, sai, hai 800-900 mila bottiglie da piazzare, e qualche gomito devi anche usarlo, no? Certo, però tu hai l'affrontato, allora tu hai venuto fuori con questo nuovo sorriso, perché quando ti Sì, ho sì. conosciuto anni fa, ma anche 2 anni fa, quando sono venuto per visitarti, tu non avevi questa leggerezza. Infatti ammetto che sono stato un po' intimidito di te. Tu, Lo sì, dicono tutti, sì. perché sei alto, allora cosa sei? 1,90? 96 e quella volta ero 1,96. per 135 kg, Sì, adesso allora sono sei sempre stato. 1,96 ma Sì, per sì. 95 kg. Allora ammetto che sono stato un po' intimidito da te, non solo del tuo. Ma poi eravamo di fronte al Vinitaly anche, quindi mi ricordo, Sì, cioè, io facevo. però sì, avevo un po' di paura. Però tu hai trovato una certa leggerezza di persona, non solo di 45 kg, ma anche di Pensiamo sempre, persona. chiedo scusa, pensiamo sempre di avere, di sapere tutto, no? Di essere arrivati un po' così, con e poi invece poi no, piace imparare, piace sapere, nessuno nasce imparato. Magari caratterialmente no, non è sempre così. Io dico che quello che mi è successo è figlio, ma non solo della mia, perché credo che insomma sia in generale, perché poi quando sei un anno a contatto con situazioni ti rendi conto che sì, tutti si abbassano le orecchie dopo, no? Ma inizialmente. E quindi io credo che sia figlia di quel senso di onnipotenza e di intoccabilità che l'essere umano vive dentro, no? E che si traduce in 3 frasi semplicissime, perché sai, quando si dice onnipotenza sembra di dire parole, secondo me si traduce facilmente dicendo, quando si dice a me non succederà mai, Sì, ma perché proprio a me? ok. Oppure ma sì, dai, cosa vuoi che sia? Sono 3 frasi banali, no? Semplicissime. Mhm. Però se le analizzi sono quelle cose che uno dice senza pensare, ma perché si crede intoccabile, no? Onnipotente. Quindi poi, per amor di Dio, c'è chi dice che sono anche cose naturali, cose così colà. Io sì, qualcosa di congenito perché qualche cosa in famiglia c'è stato. Anche mio padre ha subito quella volta una defibrillazione, così, ma mm, non voglio, insomma sì, è vero che il caso, il destino, le cose, però poi le analisi vanno fatte anche su se stessi, no? Vanno fatte anche se
ti è concesso di farle. Allora oggi io sono qui e la mia azienda ovviamente rimane quella che è, perché sai, inizialmente con la mia mentalità era facile pensare alle 35, 40 mila bottiglie, adesso sono onesto. E invece ho detto, Elisabetta, purtroppo magari lasciamo a casa una figura di ufficio, perché insomma è, e noi facciamo in base a quello che fa la nostra produzione, quello che è, e pian pianino portiamo a casa il nostro e facciamo così, e tranquillo. Insomma, io per quello che posso, perché insomma adesso sono in attesa di trapianto, ma io ho amici che trapiantati che giocano a calcio, vanno in bicicletta e fanno le cose, per cui una speranza c'è, no? Certo. Ci deve essere, Sempre. perché la vita è speranza, no? Il sole sorge anche domani e tu ci devi essere. Sì, sì. Con una frase che mi piace concludere sempre dicendo: tu ci devi essere con l'amore dato e l'amore ricevuto. Bello. Giovanni, quindi grazie. Ti ringrazio, sono Grazie felice, a te. spero di non aver annoiato con le mie cose. Assolutamente no, è stato... Abbiamo parlato poco di vino, vedi, perché la vita è fatta di etica e di estetica, no? È fatta qui, quindi anche quando verrai o qualcuno verrà a trovarmi, sì, ci sarà il bicchiere di vino davanti, ma è un tramite, no? Certo. I valori della vita sono sensazioni, emozioni e piacere, ed è lì attorno che si gioca la cosa, no? Bello. Grazie. Grazie moltissimo per passare questo tempo con me.